Ringrazio e saluto a nome dell'amministrazione comunale le autorità presenti, i labri delle sezioni AMPI della ZZB slovena di Tolmino, Kobarid e Bovec, i consiglieri regionali Sciauli e Onsel, in particolare i sindaci che con la loro presenza onorano la nostra comunità. Saluto anche un'associazione che oggi non è presente, che ha organizzato un altro evento su questo evento. Non voglio fare polemiche, però avevamo iniziato un percorso nel 2014 di riavvicinamento, ma si è pensato oggi di non essere presenti, che è la... Alle 01 del 27 settembre del 1944 cominciarono a piovere le prime granate di artiglieria sull'abitato di Faedis. Carri armati ed autoblindo nazisti ingaggiarono furiosi combattimenti con i difensori della zona libera. Si sparava da Colle per difendere quella posizione strategica, saltava in aria la postazione di difesa dei Portonàs, proprio qui nella strada per raggiungere questo monumento. E purtroppo proprio a quest'ora, verso le 10, mezzi corazzati nazisti occupavano la piazza di Faedis. Si sparava ancora dai castelli, ma contemporaneamente i partigiani ripiegavano verso la valle del Grivò, insieme agli abitanti di Faedis. Cabertossi, Borgozzani, Casali Cos, Casali De Luca e buona parte delle case di via Udine già bruciavano. Da lì in poi molte famiglie rimasero nascoste nelle cantine, nelle soffitte, nei boschi per giorni interi, ma non bastò ad impedire le rappresaglie dei nazifascisti con uccisioni gratuite e deportazioni di massa. Tutto questo basterebbe per capire la brutalità del nemico che ci considerava già parte del Terzo Reich. Tutto questo basterebbe a testimoniare l'importanza militare e strategica della lotta partigiana di fronte a chi tende a sminuire ancora la portata, dato il grande spostamento di uomini e mezzi che il nemico dovette operare per attaccare la zona libera. Tutto questo basterebbe a ricordare l'importanza della zona libera, capace di organizzare consultazioni ed amministrazioni locali rappresentative. Tutto questo basterebbe a ricordare a tutti che questo territorio non vuole e non può essere ricordato per una singola immane tragedia. Qui ci fu il comando unificato Garibaldi-Osoppo, gli ospedali partigiani, qui rinacque la democrazia, che troppo spesso diamo per scontata, quella democrazia tanto invisa ai nazifascisti, da bruciarne l'esempio attraverso l'incendio dei nostri paesi, le esecuzioni, le deportazioni, il barbaro eccidio di Torlano. Qui ci fu l'eccezionale solidarietà dei paesi della Bassa Friulana, che ringrazio anche oggi attraverso i loro sindaci, capaci di ospitare i nostri bambini in fuga dalle loro case bruciate, dividendo anche il poco che avevano con chi non aveva più niente. Spero però che essere qui in mezzo a queste colline, in mezzo ai luoghi di allora, aiuti ognuno di noi a ricordare, ad immaginare anche i volti e il sangue che spesso hanno versato per noi quei ragazzi partigiani. L'incoscienza disperata e la coscienza piena di speranze che li ha portati a fare una scelta, i valori, gli ideali che hanno permesso loro, magari dopo anni di guerra o prigionia, di resistere, sì, resistere alla tentazione delle proprie famiglie ed affetti per continuare a combattere per un'Italia libera e democratica. I partigiani erano straordinarie persone normali che hanno messo a disposizione tutto, fino alla loro vita, per un'Italia migliore. I partigiani hanno fatto rinascere dignità, orgoglio, speranza in un paese che aveva subito passivamente il fascismo e il suo regime populista. Dobbiamo prendere esempio da loro, anche in questo momento difficile che stiamo vivendo. Quasi 2 anni di una guerra, non come l'hanno vissuto loro, ma una guerra contro un nemico invisibile che sta lacerando le nostre vite e le nostre comunità. Il distanziamento sociale e le regole da seguire, che dobbiamo assolutamente seguire, ci stanno portando purtroppo a una disgregazione sociale mai vista prima d'ora. Dobbiamo essere forti come loro lo erano i partigiani per combattere questa pandemia e per far rinascere le nostre comunità come loro hanno fatto rinascere un'Italia unita e libera. Perché solo così possiamo far vivere gli ideali di quei giovani caduti ai nostri giovani d'oggi. Ricordarci che la democrazia non è stato un dono ma una dura conquista, che c'è un solo modo per superare anche le sfide e i momenti più duri.
Sono l'impegno, la responsabilità, la passione per questa Italia e la sua gente e i valori etici e morali che quei giovani ci hanno lasciati ad esempio. Lo sforzo che noi tutti siamo chiamati a fare è quello di coniugare i nostri vecchi e sempre validi valori con quelli nuovi, ma estremamente attuali dei giovani. Solo in questo modo potremo far rivivere anche dalle nuove generazioni la potenza morale dell'esperienza dei partigiani, che non può finire intrappolata in una sorta di rituale celebrazione, ma che invece deve continuare ad essere momento di riflessione e riaffermazione di quei purissimi ideali di libertà e democrazia a cui hanno votato la loro giovinezza e per cui tanti partigiani hanno sacrificato la loro vita. Cogliamo l'esempio di quelle persone che hanno superato momenti ben più difficili di quello attuale, ma l'hanno fatto con uno spirito ideale, con una disponibilità verso l'altro che noi stiamo smarrendo, tutti presi a salvare solo noi stessi. Se siamo convinti che la speranza di un futuro migliore ci è stata donata dalla Resistenza, impegniamoci a riprendercela perché, come ci hanno insegnato, dipende ogni giorno dall'impegno di ciascuno di noi. Viva la Resistenza, viva l'Italia democratica.